Rieccoci, terza e ultima parte del Sindaco Risponde. Prima dell'interruzione abbiamo affrontato il tema del disagio giovanile, vi abbiamo mostrato delle immagini veramente sconvolgenti che insomma, riguardano un regolamento di conti sostanzialmente tra ragazzine. Adesso cambiamo completamente argomento, Sindaco, parliamo di manutenzione delle scuole. Avete stanziato 500.000 euro, ma i presidi si sono un po' lamentati. Sentiamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Vediamo. 500.000 euro stanziati dal Comune di Padova per la manutenzione degli edifici di competenza di Palazzo Moroni. Sono 101 tra scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori. I presidi sono in rivolta per la scarsità di risorse, una situazione aggravata ancora di più a causa del forte maltempo che ha avuto effetti pesanti come ad esempio infiltrazioni. Oltre a queste bisogna considerare altre gravi situazioni preesistenti, tra cui alcuni bagni che non funzionano come dovrebbero e delle aule che risultano inutilizzabili al punto da spingere i docenti a fare delle riunioni online sulla scia di quanto avveniva in periodo Covid. I dirigenti dei 13 istituti comprensivi hanno chiesto ed ottenuto un incontro con il sindaco Sergio Giordani che si terrà il 17 novembre. I fondi risultano gravemente insufficienti, soprattutto in questo periodo in cui i prezzi dell'edilizia sono cresciuti in modo esponenziale. Sono necessari interventi urgenti da attuare entro poche settimane prima che gli effetti dell'inverno si facciano sentire. Cristina Piva, assessore all'istruzione del Comune di Padova, ha già fatto redigere un elenco di priorità rispetto alle manutenzioni che verranno effettuate, dando la precedenza proprio alle infiltrazioni che hanno provocato danni maggiori negli edifici con il tetto a tutto piano. Anche le scuole, Sindaco, hanno bisogno di manutenzione, i presidi spingono insomma, perché vengano fatti interventi, d'altro canto le risorse sono poche. Non bisogna esagerare però, perché è vero, manutenzione va fatta, siamo molto attenti. Sotto l'aspetto comune e provincia abbiamo un problema, mi spiego meglio, i dirigenti sono quelli. Di conseguenza abbiamo messo tutte le forze disponibili sul PNRR. Va da sé che abbiamo tralasciato qualche lavoro. Un po' le scuole, un po' i marciapiedi, un po'. L'ordinaria amministrazione non è stata fatta. Poi c'è un problema di bilancio. Vero che non sono tanti soldi, però per piccole cose, stiamo parlando di piccole cose. Nel frattempo abbiamo fatto tanti interventi importanti proprio dove c'è il PNR, per cui non 560.000 euro, 560, per le piccole cose, non per le grandi cose. Cioè, per quando sono grandi cose, questo si occupa il PNRR. Che crea problemi anche quello, perché quando vedi provincia, spostare una scuola per fare qualcosa di importante, tipo a Cittadella l'aspetto statico, ma i pressi dicono no, non mi serve l'aspetto statico, non mi serve, bisogna farlo, altro che bisogna farlo per la sicurezza, non mi serve, ma mi dai fastidio al laboratorio, ragazzi, ti sposti da un'altra parte finché sistemiamo, per cui non è facile. La scuola fa parte delle nostre priorità. Ci sarà una riunione che ho chiesto io al dottor Natale di trovarci insieme per pianificare cose. Certo che le risorse sono limitate, per cui la sicurezza è prioritaria e dopo certe cose dobbiamo portare pazienza. Noi, sotto l'aspetto bilancio, sia provincia che comune, abbiamo risorse limitate, non c'è nulla da fare. Quest'anno, prossimo anno abbiamo dei problemi abbastanza importanti per quanto riguarda la spesa corrente. Spesa corrente vuol dire piccole manutenzioni, spesa corrente che vuol dire umiliazione, stipendi personali. Per esempio il prossimo anno viene aumentato giustamente, anche, verrà fatto il contratto di pubblici. A noi costerà qualcosa quasi 5 milioni, nessuno c'è di 5 milioni, esce dalla cassa del comune. Per cui abbiamo risorse molto inferiori avremo risorse molto inferiori, poi c'è stato tagli del governo per altri 3-4 milioni, i soldi bisogna gestire in certa maniera, perché mi sono sempre tenuto la delega al bilancio, perché è una cosa molto delicata. Ogni assessore giustamente guarda il suo settore e cerca di dare il massimo nel suo settore.
Però in questo caso il prossimo anno avranno dei problemi. I problemi di base, è difficile dare contributi, è difficile fare piccole cose, però sociale non si tocca e la scuola bisogna dare rimase. Gli altri... Taglierete sugli altri settori? Ho già tagliato, loro lo sanno, ma hanno tagliato tanti soldi, perché non li abbiamo, è un po' da fare. E gli assessori come l'hanno presa? Non bene, non mi vogliono bene, stavo scherzando, capiscono perché sanno, loro sono stati abituati a un periodo in cui avevamo avuto tante risorse, quando Cesare siamo subentrati al commissario, parlo 6 anni fa, hanno trovato tanti soldi non utilizzati, risorse, non soldi. Dopo c'è stato il Covid, poi, no, prima del Covid abbiamo vinto una casa contro lo Stato, ha portato, adesso mi ricordo, più 30 milioni o cose del genere, però il Covid ha portato altre risorse, siamo stati funzionati, nel senso abbiamo tante risorse da spendere in tanti casi, marciapiedi, asfalti, abbiamo fatto tante cose. Adesso questo è un momento difficile per tutta l'Europa, l'Italia ha un debito pazzesco, di conseguenza il governo non dà risorse. Io capisco, non faccio discorsi politici, non abbiamo soldi e te ne tolgono anche, per cui è difficile, per cui bisogna stare attenti al bilancio. Il bilancio va investito sul sociale, anche sulla scuola. Nel contempo, perché si fa fatica a capire una cosa, ovviamente bisogna essere del mestiere. Noi abbiamo un sacco di soldi, ma tantissime risorse sul PNRR, quasi 1 miliardo. Ma non possiamo toccare un euro di queste risorse per spostarli in un'altra parte. Se abbiamo 500 milioni per il TAM, piuttosto che 20 milioni per fare la cella, piuttosto che qualsiasi cosa, quelli restano lì. Mentre la posta appartamenti, quelli non si possono toccare. Alla luce di questo, bisogna ricontarli, vuol dire perdere soldi. Alla luce di questo, uso sempre la Sindaco, parola soldi in maniera impropria, vuol dire risorse, non soldi. le chiedo, siete soddisfatti? È lei come sindaco soddisfatto dei progetti per i quali avete chiesto i finanziamenti del PNRR o tornando indietro cambierebbe qualcosa? Siamo molto soddisfatti e molto soddisfatti anche dei dirigenti e tutti i collaboratori del comune, perché noi a luglio di quest'anno abbiamo messo in gara tutti i progetti, tutti. Sono pochissimi comuni, lo dico con orgoglio, che sono riusciti a fare questo. Molti comuni hanno perso risorse, noi siamo riusciti a portare, devo dire grazie ai dirigenti nostri che hanno lavorato con coscienza, con dedizione, con volontà, hanno dato sabato, domenica, no, entro luglio abbiamo fatto tutto, per cui siamo in gara con tutto. Adesso non è facile, adesso dobbiamo fare gare, siamo già in corso di gara, bisogna stare attenti, bisogna attuarli, ne nasce qualche problema, che magari con la fretta non è stato fatto qualche piccolo errore, ma cerchiamo di rimediare, però è difficile, un progetto PNRR non si può toccare, può variare pochino, ma poco, bisogna stare molto attenti. E queste risorse non si possono toccare per utilizzare per altre cose. È stato chiesto anche a livello governo se si poteva, la risposta dell'Europa, non del governo, è stata no, non si tocca. Col senno di poi le sarebbe piaciuto magari che venisse finanziato qualcos'altro nell'ambito del PNRR a cui avete dovuto rinunciare, che magari non avete ottenuto i finanziamenti? Avevano una lista lunghissima. Ne dica una. Ad esempio la famosa curva nord. A parte che ho la sessione io della curva, ma però curva nord ci aveva dato risorse per 4 milioni, non è sufficiente e il comune non poteva mettere la differenza assolutamente, per cui abbiamo dovuto rinunciare. Quanto costerebbe la curva nord? Adesso lo so che fa un po' sorridere parlarne adesso che dobbiamo ancora terminare la sud, però 7, 8, 9 milioni, cose del genere. Altri 4-5 milioni voi non ce li avreste avuti? Poi non è giusto investire, quando sono problemi sul sociale non si può investire sul calcio. A suo tempo, lo dice, perché l'hai fatto? Perché a suo tempo c'era la possibilità di investire nello sport, per cui abbiamo fatto, come con Bonavina, abbiamo tante piazze sportive, tante abbiamo fatto la pista di skateboard, abbiamo fatto tantissime cose, ma tante piazze sportive, per cui si vede la sera che i ragazzi giocano a pallacanestro, molto bello. Per quanto riguarda la curva sappiamo esattamente tutti com'è andata. Adesso stiamo riprendendo, stiamo collaborando, io spero che sia finita a settembre del prossimo anno. Bisogna rifare tutte le cose, bisogna rifare le gare, bisogna fare gli affidamenti, non c'è niente da fare. Mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca questa vicenda, Sindaco? È stato amaro in bocca, dico, però sono convinto di quello che ho fatto. Sì, iniziano, perché faccio cose che nessuno mi ha chiesto francamente, però insomma,
dopo mi hanno contestato, mi hanno criticato, accetto tutte le critiche, non ho nessun problema. Sono anch'io tifoso, per cui la logica mia è adottare lo stadio, che non è bellissimo, però ce l'abbiamo, cercare di fare 2 curve e cercare di migliorarlo. Non è facile perché è un impianto fatto con logiche diverse, con la pista attorno e via dicendo. Però non è male, sono città che hanno situazioni peggiori. Se fossimo stati in grado di finire la curva a tempo debito e sarà finita solo una parte, che dicono che brutta che è vero, perché è brutta, perché non è stato fatto il piano completo, cercheremo di fare sì che venga chiusa, perché oggi c'è solo la curva e l'altra non viene fatta, per il semplice motivo non ci sono risorse. Ma se abbiamo risorse per lo sport può essere, però oggi il Comune non ha le risorse. Non ne ha. In chiusura, Sindaco, le chiedo un ultimo commento. Nel fine settimana, nei prossimi giorni, ci sarà il cambio al vertice per quanto riguarda la questura di Padova. L'attuale questore Antonio Sbordone andrà a Bologna, arriverà a Padova invece da Monza Marco Odorisio, sarà lui il nuovo questore di Padova. Visto che lei tiene sempre molto ai rapporti tra istituzioni, credo che voglia, lo farà anche in altre sedi, in altre occasioni, ma credo che lei voglia salutare e ringraziare il questore di Padova. Lo ringrazio perché veramente io con l'istituzione cerco sempre, ma mi viene spontaneo e vengo ricambiato, avere un rapporto di amicizia. E con lui devo dire che è un amico, una brava persona, seria, leale, corretta. Ho fatto anche cose incredibili con lui. Mi ricordo Piazza Gasparotto. Piazza Gasparotto, nel bene e nel male, è una piazza che c'era un sacco di problemi. Abbiamo trovato un interesse comune, cerchiamo di migliorare la piazza. È stato messo un posto di polizia, abbiamo messo l'ufficio sociale. Adesso prossimamente verrà rianimata anche da altri fatti, altre cose concrete, per cui sono veramente grato a lui. È sempre stato corretto, perché quando c'è un problema mi telefona, come faccio io con l'istituzione, non mi va di parlare tramite i giornali con le varie istituzioni. Penso che lui si è trovato molto bene. Io sono dispiaciuto, perché uno diventa anche amico a forza di parlarci in continuazione ogni giorno, ogni problema. Quando sono i problemi e si capisce che c'è feeling, per cui questo vale per perfetto, questo vale per tutti per me, perché stiamo lavorando tutti per la città. E quando trovi uno che lavora per città, che ha esperienza, tranquillità, io devo dire grazie a quello che ha fatto. Bologna è fortunata perché era una persona veramente di qualità, e Bologna solamente, insomma, peccato che vada via, me lo sai tenuto, ma anche lui stava qua volentieri. Il nuovo questore non lo conosco, lo conoscerò tra poco, ma Padova è fortunata perché arrivano sempre persone, Padova è una grande città, per cui arrivano sempre persone di un profilo molto alto. La questura poi è di secondo livello per quanto riguarda Padova. Abbiamo tutte le istituzioni che vuol dire da Don Claudio del Vescovo, dal rettore, dal prefetto, voi criticate, il prefetto, è una grande persona, il prefetto vi garantisco, è una persona brava, forse non comunica molto con voi, però nel suo stile, però fa le cose in maniera corretta, leale, per cui non posso dire. Quando dice che voi avete criticato si riferisce alla stampa, credo a tutto tondo, non ci riferisce a noi personalmente, perché una volta discutevamo, non attacchiamo, io e il critichiamo. prefetto gesticolavamo. Uno pensa che un gesticola, in maniera simpatica, non stavo litigando. No, lì magari vi ha solo fatto notare che effettivamente era una situazione che vi creava più di qualche grattacapo in quel momento. Ma è stato risolto in maniera tranquilla, serena, col prefetto in cui ho un buon rapporto. È un tema che magari avevo un buon rapporto riproporsi. anche con gli altri questori, con gli altri prefetti, perché Padova è fortunato in questo senso, perché arriva persone di qualità, per cui è anche facile andare d'accordo. Per cui io sono soddisfatto, perché quando arrivi a lavorare con tutte persone, istituzioni che lavorano per un obiettivo, Padova, diventa facile anche fare il sindaco obiettivamente. Siamo in chiusura di questa puntata del Sindaco Risponde, grazie al Sindaco di Padova Sergio Giordani, grazie ovviamente a tutti i telespettatori e alle telespettatrici per averci seguito anche in questo martedì. Avete visto, abbiamo trattato molti temi, dal tram con i lavori che sono iniziati al disagio giovanile, per arrivare alle manutenzioni delle scuole e ai bilanci dei comuni, che sono sempre molto in emergenza. E allora grazie davvero di averci seguito. La linea adesso passa l'informazione di TV7 TG con il Sindaco Risponde. Come di consueto torniamo martedì prossimo alle 19. Arrivederci.